Cominciamo sempre chiedendoti da che ambiente familiare provieni. Beh, la mia è una famiglia della borghesia udinese, però famiglia che ha delle radici che vanno un po' all'indietro nella storia sia della città che del Friuli. Ecco, io posso anticipare, anche se un po' una forma di orgoglio familiare personale, andiamo per esempio in via Zanon, e di fronte al ponticello che porta dalla Roggia alla Corte Giacomelli c'è Palazzo Politica Mavito, che è stato costruito nella prima metà del Settecento dalla famiglia Politi, e lì ci sono gli affreschi del pittore Odorico Politi. Non solo, ma se andiamo sulla chiesa della Purità in via San Francesco, è murata una lapide nella quale è citato l'avvocato Giovanni Politi come fondatore, non di nome, ma fondatore come finanziatore. Adesso non usa più, ma quella volta usava essere fondatori finanziando, della San Vicente de Paoli. E non solo, ma la diocesi di Concordia, per esempio, ricorda il Monsignor Giovanni Politi, che è autore di parecchi scritti di diritto canonico, uno dei quali ha avuto il brevi da Papa Paolo VI. Quindi è una famiglia che aveva un certo volume, diremmo. Però quando nasco io, mio padre è un semplice impiegato dello Stato e abita in una casa in affitto. Ecco, questo è l'escursus dall'inizio alla fine di questa famiglia dalla quale provengo, no? Mio papà è del Novecento e quindi ha adempiuto il servizio di leva nei Granatieri di Sardegna nel 17, subito dopo Caporetto, quindi non è riuscito a partecipare alla Grande Guerra, quindi non ha potuto diventare un eroe dei ragazzi del 99, per cui da parte di mio papà niente sogni di gloria, tranquillo, buono, impiegato dello Stato, molto sereno. Non solo, ma iscritto come altri 20 milioni di italiani al Partito Nazionale Fascista, e il 25 luglio del 43 non ha né pianto né gioito, probabilmente ha pensato che era un problema del quale non gliene fregava niente. Ecco. Però in un certo senso l'8 settembre del 43, dopo l'armistizio, quando io sono uscito di casa, dopo un paio di giorni, non avevano ancora neanche costituito la Repubblica Sociale, in divisa e in camicia nera, mi ha detto: ma ti rendi conto che ti metti contro il re? Ecco, per lui lo Stato era il re, si preoccupava che io mi metteva contro le istituzioni. Ecco, questo è l'ambiente familiare nel quale sono cresciuto, no? Noi avevamo un parente che era diplomato geometra, ma non esercitava perché era titolare di una grossa azienda agricola. Ma essendo in famiglia uno che aveva questo diploma, hanno detto: ma fai anche tu il geometra. Quindi sono stato indirizzato all'Istituto Tecnico Antonio Zanon, commerciale e per geometri era allora, perché faceva ragionieri e geometri, no? Ma dobbiamo dividere in due periodi la mia scuola, perché io ho la parte di prima della guerra, che era l'Istituto Tecnico Inferiore, nella quale non c'era opinione politica. Probabilmente eravamo tutti balilla, avanguardisti, quello che eravamo, e quindi non c'erano problemi. Ecco, di quel periodo ricordo un insegnante che era, non mi ricordo se di cultura militare o cultura fascista. E perché lo cito? Perché era il professor Vittorio Marangoni, che mi sono ritrovato 10 anni dopo, gli avevano storpiato il nome nella candidatura, deputato del Partito Socialista, onorevole Vittorio Marangoni, ex mio insegnante di cultura fascista. C'era questa coscrizione delle adunate del sabato pomeriggio alle quali io possibilmente non andavo, però a lunedì mattina ricevevo la reprimenda, in genere di uno che poi mi sono ritrovato capo partigiano dello Soppo. Ma ti rompi i coglioni a me perché non vengo alle riunioni del sabato e dopo tu diventi capo partigiano. Potevi stare tranquillo già prima, insomma, no? Ma oltre a quello le dirò, anzi ti dirò, che in una delle classi già alle superiori, con un certo professor Lombardo, che era di lettere,
e naturalmente ogni tanto faceva anche excursus sulla storia, eccetera. C'è stata l'occasione in cui ha spiegato come sia deplorevole il carattere degli italiani che hanno la brutta abitudine di cambiare bandiera. E ha citato l'esempio del 25 luglio del 43, quando dice c'erano milioni di italiani e il giorno dopo non se ne trovava neanche uno. Allora dice, c'è un amico che poi è l'ex sindaco di Faedis, il fratello di Giudice Celedoni, che eravamo a calcio insieme, che si ricorda che si alza da un banco uno e dice no, guardi professore che lei si sbaglia, perché di fascisti ce n'è ancora uno e quello sono io. E quello ero io, ma ti dirò, il clima, per darti l'idea del clima della scuola, anche eravamo già ormai avanti negli anni, nessuno dei miei compagni di classe dice niente, né si incazza né mi elogia. Non solo, ma il professore non si sogna neanche di andare dal preside a dire guardi che questo qua si è onorato di essere un fascista. Quindi era un clima già sereno, diremmo, ecco. In quegli anni, nelle scuole, com'era il clima tra i giovani, i rapporti tra voi? Eravamo tutti uguali, era gente di paese, gente di città, figli di montanari, figli di professionisti, ma era una coesione, un'amicizia fraterna, direi, proprio nelle classi. Che poi, guarda, non sono stato quello che si potrebbe dire un esempio di studente, perché andava spesso a Marina portandomi anche dietro consistenti gruppi di compagni di classe, per cui non è che avessi dei grandi meriti come studente, ma comunque insomma ce l'ho fatta, ecco. Con alcuni ho fatto le cene di classe, mi ricordo uno che è stato Cerapella, per esempio, che aveva una grossa ditta vendevano robe macchine, poi uno era diventato ufficiale dell'esercito, un altro era allenatore di una squadra di calcio, poi ho avuto un ex che è morto alcuni anni fa, un capo partigiano giovanissimo della Carnia che si chiamava, nome di battaglia Terribile mi pare che era, Spangaro, eravamo compagni di classe, perché per esempio sono citato nel libro di Luciano Provini, Il figlioli dei colonnelli, fra i ragazzi, fra i giovani fascisti di Udine che sono andati a soccorrere quelli dei bombardamenti anglo-americani di Viale Trieste, della stazione eccetera, no? E poi durante i primi anni, confesso alcune cose personali, dirò, che oggi non sono qui perseguibili perché c'è reati estinti, no? Ma io con alcuni gruppi di amici in quegli anni giravo la vigilia del 25 aprile le chiese di Udine depositando sui banchi dei volantini con 25 aprile di stato a lutto. Ecco, faccio per dire, quindi questo è un gruppo di amici che avevano questa mia stessa visione della storia, diremmo, ecco. Ho tessere in casa dalla prima dell'Opera Nazionale Balilla attraverso quella del Partito Fascista Repubblicano fino all'ultimo del Movimento Sociale Italiano. Dati i miei precedenti 43-45 non mi era facile, ho fatto un mucchio di domande, enti, associazioni, uffici vari e non trovavo niente perché le informazioni non erano molto favorevoli, no? E tu capisci il motivo, insomma, è un ex fascista, non ha diritto di entrare. E ho deciso di fare la professione, di mettermi da solo, faticosamente, perché non è facile. Ho cominciato un passetto alla volta, ricevendo qualche incarico. Ho avuto l'aiuto da due amici che avevano lo studio e sono andati all'estero e abbiamo fatto un accordo. Loro mi lasciavano i clienti, io continuavo e ingrandivo l'attività, quello che loro avevano avuto di acconto veniva detratto dalle parcelle finali, io gli inviavo dove erano andati all'estero quello che gli spettava come percentuale. Quindi un rapporto molto, molto sereno e molto onesto, ecco. Nella tua lunghissima esperienza di consigliere comunale, come si sono configurati i rapporti tra te e altri gruppi politici?
sarà stato un mio pregio personale, ma io mi ricordo che quando sono entrato, a parte il fatto che io sono entrato in consiglio comunale in sostituzione di Barnaba, medaglia d'oro Barnaba, che era consigliere comunale dell'MSI, essendo io il primo dei non eletti, quando è morto lui sono entrato io in consiglio comunale. E il rapporto fra i consiglieri era buono, c'era una chiusura da parte della sinistra nei nostri confronti, però io mi sono accorto, forse era un merito personale, che dopo un po' di tempo che ero io in consiglio, agli interventi dei consiglieri dell'MSI, quelli del Partito Comunista uscivano. Dopo un po' di tempo che ero io consigliere comunale, hanno cominciato a fermarsi sulla porta e poi restavano dentro anche quando ero io. E ti dirò di più, che con Tito Maniaco, che è stato per alcuni anni consigliere del Partito Comunista, avevamo un rapporto di una tale, lui ti dirò era forse un tipo un po' spregiudicato, ma molte volte si fermava ostentatamente al mio banco a parlare con me, proprio dimostrando ai colleghi di gruppo che lui non aveva nessuna chiusura nei miei confronti, anche se ero quel personaggio che ero, perché poi non è che le mandavo a dire, tu parla con chiunque, ti dicono come la pensavo. Guarda, c'è un esempio che posso portarti, che me l'ha ricordato Balestra in una riunione in cui ci siamo trovati, durante una seduta, negli ultimi anni, era consigliere per la Democrazia Cristiana Johan, non mi ricordo a che proposito è venuto fuori un discorso nel quale lui a un certo punto ha detto sì, ma voi non solo eravate dei ladri, ma eravate anche degli assassini. Mi sono alzato dal banco, ho scavalcato i due colleghi che avevo alla mia sinistra, con in mano quello che ho trovato sul tavolo, non so se la borsa, i libri, gli sono piombato addosso e ho cominciato a schiaffeggiarlo con questi libri. Poi naturalmente la seduta sospesa, il sindaco ha detto ma chiedetevi scusa, quindi non la mandavo a dire, però esclusi questi piccoli particolari, i rapporti erano molto, molto cordiali, ecco, con tutti, con qualsiasi gruppo, sia di opposizione che di... Ho avuto un solo scontro, una volta, con Ceccotti Guerrino, che deve essere ancora vivo, immagino, no? Che era seduto davanti a me, noi eravamo dietro il partito dell'MSI e lui era davanti al Partito Comunista. Era un pomeriggio d'estate, c'era stata la marcia degli Amici della Pace, mi pare, che erano transitati per il centro di Udine e hanno fatto la riunione di Consiglio Comunale apposta per commentare questo fatto. E io ho dichiarato che i partigiani della pace, tenendo queste manifestazioni con questa politica che stanno facendo, in un certo senso offendono anche i partigiani che in fin dei conti hanno fatto anche loro la guerra. Ceccotti si è voltato, si è preso in mano il microfono, ha tentato di colpirmi col microfono. E il mio compagno di banco, che non mi ricordo chi era, ha preso la bottiglia di acqua che avevamo, quella volta eravamo molto più alla buona, una bottiglia di acqua col bicchiere, e gli hanno versato l'acqua addosso per calmare la diatriba, ecco. Che impatto hai avuto rispetto al 68? Come l'hai identificato? Io sono dell'idea che a un certo punto la storia si rende conto che il mondo si sta addormentando e decide di dargli una mossa. È successo con la rivoluzione francese, è successo con la rivoluzione bolscevica, se mi consenti, anche se non sei d'accordo, è successo anche col fascismo, e la storia decide che qualcuno deve fare qualcosa perché le cose cambino. E in quel periodo la storia ha deciso che i giovani dovevano alzarsi in piedi perché, oddio, il mondo, era finita la guerra, si stava tutti bene, tutti avevano la macchina, la televisione, il frigo, pasciuti tutti quanti, ma pasciuti di cosa? Di cose materiali. E la gioventù non ha bisogno solo di cose materiali, ha bisogno di qualcos'altro. E la gioventù aveva bisogno di
di libertà, di gioventù. Infatti in quel periodo di canzoni, di storia, di balli, di poesie, il mondo era pieno e il mondo non lo capiva che la gioventù aveva bisogno di alzarsi la testa. E il bubone è scoppiato naturalmente, cominciando in America, dopo in Francia e dopo in Italia, e hanno deciso di cambiare, che la società doveva essere diversa. Solo che lì sono stati commessi due errori, perché era un movimento generazionale, non era un movimento di classe o di categoria, era di generazione, la generazione della gioventù del dopoguerra che voleva affacciarsi alla vita. E lì gli errori sono stati commessi, uno da parte della sinistra, che ha voluto impadronirsi di questo movimento, mettendo al collo di tutti un fazzoletto rosso. I mantra erano diventati Ho Chi Minh, Mao, Che Guevara, eccetera. E l'altro, perché poi passiamo un momento a Valle Giulia, di cui è stato parlato anche oggi in televisione. Valle Giulia aveva in prima fila i ragazzi missini, quelli del Fronte della Gioventù, quelli del FUAN Caravella, quelli di Primavera Goliardica, quelli di Avanguardia Nazionale, che erano i più incazzati con le spranghe che bastonavano i poliziotti. Solo che, a parte il fatto dell'errore che poi è continuato della sinistra del voler impadronirsi di questo movimento, l'errore è stato anche quello della dirigenza dell'MSI, che era malata di perbenismo, di ordine, di legalità, di patriottismo da novellifero, novelliero, robe del genere, e si è spaventata di vedere i suoi giovani che erano diventati dei rivoluzionari, no? E ti dirò che all'interno del partito allora c'era una certa frangia che era favorevole, non so, Giano Accame, Adriano Romualdi, quello di Pisa che adesso mi sfugge il nome, Nicolai, erano favorevoli alla partecipazione dell'MSI, della Gioventù Missina, al 68 nelle università. Però Michelini comandava il partito, Michelini era l'opposto di quello che poteva essere un partito rivoluzionario, no? E quindi ha deciso assieme ad Almirante di mandare via le bandiere rosse dall'università, mettiamo il tricolore. I giovani missili sono stati spazzati via da quel momento da tutte le scuole d'Italia, no? E ci hanno messo 10 anni per riaffacciarsi dopo. E naturalmente non è che io adesso mi vesto delle panne del pavone dicendo ma l'avevo detto anch'io. No, io quella volta ero anch'io perbenista, ero d'accordo con che bisognava rimettere l'ordine, però non avevo una prospettiva futura, no? Addirittura, per esempio, ti dirò, ai tempi della rivolta di Reggio Calabria, quando c'era Ciccio Franco che con i suoi bolla con molla era incazzato giustamente contro il governo, io ero dell'idea che il governo avrebbe dovuto mandare i carri armati contro questi qua, mentre oggi sono convinti che aveva ragione lui, insomma, no? Sai, ti maturi poi certe idee, anche se poi non serve a niente perché non arrivi a cambiare le cose, no? E purtroppo però dopo nel 68 sono arrivati anche i cattivi maestri di cui non occorre che tu ti faccia i nomi perché sai quali sono, che hanno portato dopo alla lotta armata, alla lotta, all'odio, alla prevaricazione, quelli sono buoni, quelli sono cattivi, e sono arrivati anche i cattivi scolari, poi più che cattivi ingenui, poveri, perché guarda, mi viene in mente questo, pensando all'intervista che hanno fatto alcuni giorni sono alla signora Malisani, la quale ci fa capire che aveva i brividini, studentessa quindicenne, a tenere in mano l'asta della bandiera del Vietnam. Ma che cazzo gliene fregava del Vietnam ai giovani del Friuli e d'Italia? No, qualcuno mi può dire sì, perché faceva parte di quella contestazione globale, giusto. Però la signora Malisani dovrebbe ricordarsi che quando lei gioiva all'idea di avere in mano l'asta del Vietnam, a pochi centimetri di casa da lei si dava fuoco allo studente Jan Palach a Praga contro l'invasione di carri armati sovietici. Ecco, allora i conti non tornavano, no? Da questi due punti di vista. E quindi secondo me il 68, che avrebbe potuto essere
una meravigliosa primavera di fantasia si è trasformata in quel lunghissimo inverno della ragione, no? Dove non c'era più ragione, c'era solo odio, e da lì, nonostante i due ragazzi che oggi sono stati in televisione con Mieli lo negassero, da lì è nata la lotta armata, sia dei gruppi della destra contestatrice che della sinistra contestatrice, perché lì è nato, perché si sono sentiti traditi sia da una parte che dall'altro di quelle prospettive che loro avevano avuto. Ecco. Questo è quello che vedo io del 68, ti dirò, facile del senno di poi, no? Un momento, mi hai chiesto del 68, io a casa, in quello sterminato ma incasinato archivio che ho, conservo una pubblicazione di Lotta Continua che mi ha onorato di fotografarmi allucinato, e il commenta sotto, davanti alla mia macchina bruciata. Non solo, ma ho a casa anche si chiamavano Tasebao, quelli di quella volta, che ho staccato da un muro di una casa del centro, elenco delle carogne fasciste di Udine. Numero 1, Politicosimo, firmato a Lotta Continua. Quindi questo è il rapporto che avevo io in quel momento con il 68, perché quella era la mia posizione nei confronti, capisci? Nonostante oggi penso quello che penso, no? A livello nazionale, ma anche a livello locale, quali erano gli orientamenti interni al movimento sociale? Era un po' composita, ti dirò. C'era un gruppetto che era molto liberaleggiante, quelli chiamiamoli di destra, perché buoni, che si deve andare d'accordo con tutti. Quelli di sinistra, ma non di sinistra dal punto di vista sociale. Io per esempio nell'MSI io ho sempre fatto parte della corrente di sinistra, non sono mai stato con Michelini, sempre con la sinistra di Massi, di Clavenzani, dei vecchi sindacalisti eccetera, no? E poi c'erano il gruppo centrale, che era quello, il micheliniano, e quello di potere naturalmente, che quindi bisognava restare fra le righe, bisognava restare in ordine, no? C'era qualche screzio all'interno, certo. Io purtroppo che ho sempre avuto uno strano destino, ero considerato da fuori un estremista e all'interno un debole, un pacifista, no? E litigavo con certi ragazzi nostri, per cui gli dicevo: non è che noi abbiamo come avversari solo quelli che vengono a picchiarci e che dobbiamo picchiare, abbiamo anche quelli che se ne fregano, ma che dobbiamo convincere, perché sono gente che o non pensa in nessun modo o pensa in modo quasi simile al nostro, ma che dobbiamo convincere. Quindi c'era un po' di contrapposizione, no? C'era il gruppo per esempio di quelli di Pino Rauti, i rautiani, ce n'erano alcuni che per strano destino, quando l'MSI è finito, hanno deciso di accodarsi a Berlusconi e io gli ho tolto il saluto, perché io che non sono mai stato rautiano, nonostante riconosca in Rauti delle grandissime capacità come studioso, come storico, ma dal punto di vista organizzativo, per l'amor di Dio, nei 6 mesi che è stato segretario del partito siamo arrivati al 3%, insomma, no? E c'era il gruppo dei rautiani e poi c'era quello della sinistra, che è quella che faceva capo a Massi, ad Almirante, a Palamenghi Crispi, tutta quella compagnia dei vecchi sindacalisti, ma non c'erano lotte, diremo, ideologiche che si trasferivano sul piano organizzativo, ecco. Rispetto a tutto quello che hai detto finora, dove pensi che il 68 abbia fallito propriamente? A non mantenerlo come rivolta generazionale. Doveva essere quello che cacciava via i baroni della università, che snelliva il modo di studiare, che semplificava. Doveva rimanere nell'ambito della gioventù, ecco, di quelle che erano le strade per portare la gioventù a diventare parte della nazione. Nota che io dico nazione, non dico paese, perché in un agglomerato nel quale 25 volte su 30 si dice questo paese, allora non c'è speranza.
Tu come giudici il fatto che di fatto sono morti i partiti? Come giudichi questa involuzione e evoluzione? Il guaio è stato quando i partiti sono morti. È stato un terribile guaio, perché il partito, bene o male, onesto o disonesto, era una scuola di formazione. Lì crescevi politicamente, ma crescevi anche umanamente. Uno diventava segretario di sezione, consigliere di circoscrizione, dopo segretario provinciale. C'era una scaletta da fare, no? Dove imparavi qualcosa e adesso si inventano politici, no? Questi furbetti che girano con lo zainetto credendo che al posto dello zainetto invece della borsa piena di documenti vuol dire essere diventato dei politici. Uno non può improvvisarsi un partito presentandosi alle elezioni. Deve avere una base, deve costruirsi una cultura e deve sapere cosa vuole, cos'è, per decidere dove vuole andare. E questi qua non lo sanno. Al di fuori di fare il saluto fascista, che io non lo faccio più, perché dico, non perché mi è proibito, perché se voglio lo faccio, poi tutt'al più mi danno gli arresti domiciliari perché di peggio non può succedermi, ma oltre che quello e di avere le teste rasate, ecco, non hanno altro, no? E le domande finali sono quelle topiche, no? Che possono anche essere sganciate dal 68. Un libro, un film, una canzone. Quindi non cantavo canzoni, per cui neanche giovinezza, ma so che a quei tempi era di moda Battisti, quindi una canzone di Battisti mi va bene, no? I film, e anche film ne hanno fatti tanti, ma per esempio, non so, mi pare che un film di quel periodo era mio fratello figlio unico, non so, trattava anche quello il 68, no? Di libri. Allora, i libri, allora uno potrebbe essere, allora facciamo uno da destra e uno da sinistra. Stenio Solinas e Cabona c'eravamo tanto armati. L'altro è Giampiero Mughini, Compagni a Dio. E dopo c'è un terzo che è molto bello, che è di Venne Valle Giulia di Merlino, e venne il 68, che poi mi sembra che Merlino sia quello che è salvato dalle botte quando quell'incauto almirante è andato all'università a cacciare le bandiere rosse per portare le bandiere tricolori e ha rischiato di essere picchiato, insomma, no?